458 imprese del terziario che hanno cessato l'attività nel primo trimestre del 2024. A soffrire di più sono le imprese del commercio, meno 225, e del turismo, meno 78, mentre nei servizi si registra un saldo in positivo con un aumento di 165 unità. Questa è la foto della provincia di Treviso che emerge dal secondo report congiunturale di Confcommercio. Più chiusure che aperture dunque, ma il dato non è così negativo come potrebbe sembrare. Notiamo che a Treviso comunque i numeri sono in ogni caso superiori rispetto a quelli che si riscontrano in altri territori. C'è fiducia nell'andamento della propria attività economica, c'è fiducia nell'andamento dei ricavi, soprattutto in vista della stagione estiva del 2024. Tiene l'occupazione come la fiducia, ma sicuramente è in atto una metamorfosi del commercio, molteplici le ragioni, dal mancato passaggio generazionale all'avvento del digitale, alla crisi demografica, alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Alcuni settori sono più vulnerabili di altri, per esempio le edicole, perché ci sono molti abbonamenti digitali, alcuni negozi di arredamento piuttosto che piccole ferramenta che possono trovare la risposta nella nuova localizzazione in contesti ad hoc che hanno comunque portato nel nostro territorio, nell'hinterland delle grandi città di Treviso e anche nel capoluogo, di grandi insegne. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi, il polo di Silea piuttosto che il polo vicino all'aeroporto ne sono un esempio. Grande sfida del commercio è quella della valorizzazione dei negozi di prossimità. Siamo pronti a credere che ci sarà anche probabilmente un'inversione di tendenza, cioè probabilmente il negozio di prossimità potrebbe davvero essere proprio la risposta per una società più equilibrata nel futuro. In tale contesto si inserisce il ruolo degli istituti di credito. Un credito cooperativo come Banca Prealpi San Biagio oggi si presta prima di tutto a fare e a sostenere questo osservatorio che ci permette di confrontarci e ovviamente di raccogliere tutta una serie di dati necessari per capire qual è la necessità per le nostre imprese di fare sviluppo, di guardare avanti.